sono Maria Luisa, faccio parte del gruppo Leggiamoli Forte e adesso vi leggerò Ascolta. Un giorno Timmy decide di costruire qualcosa di nuovo, qualcosa di speciale, qualcosa di stupefacente. Timmy è così orgoglioso, ma poi all'improvviso viene tutto giù. Il pollo è il primo ad accorgersi del guaio. Che vergogna! Come mi dispiace! Parliamone, dai, parliamone! Ma Timmy non ha voglia di parlare e così il pollo se ne va. Poi arriva l'orso. Che pasticcio! Grrr. Dai, scommetto che sei arrabbiatissimo! Gridiamo insieme, dai! Ah! Ma Timmy non ha voglia di gridare e così l'orso se ne va. L'elefante sa benissimo cosa fare. Perepepe, aggiusto io. Dobbiamo solo ricordare esattamente com'erano le cose. Ma Timmy non ha voglia di ricordare e così anche l'elefante se ne va. Uno alla volta arrivano tutti. La iena, dai, ridiamoci su. Lo struzzo, gulp, nascondiamoci e facciamo finta che non sia successo nulla. Il canguro, bah, che confusione, gettiamo tutto via. E il serpente, andiamo a buttar giù quello di qualcun altro. Ma Timmy non ha voglia di fare niente con nessuno. Così, alla fine, se ne vanno tutti. E Timmy resta solo. Nel silenzio, Timmy non si accorge nemmeno dell'arrivo del coniglio. Ma il coniglio, a poco, si fa sempre più vicino, finché Timmy non sente il suo corpicino caldo accanto a sé. Insieme restano seduti in silenzio, finché Timmy non dice «Stai con me, per favore?» E il coniglio lo ascolta. Il coniglio ascolta Timmy quando parla, il coniglio ascolta Timmy quando grida. Il coniglio ascolta Timmy quando ricorda e quando ride e quando progetta di nascondersi, di gettare via tutto e di rovinare le cose di qualcun altro. Per tutto il tempo il coniglio resta lì con lui. E al momento giusto il coniglio ascolta Timmy quando progetta di costruire qualcosa di nuovo. «Non vedo l'ora!» dice Timmy. E sarà stupefacente.